Dai che l'Inter non si arrende. Adesso segnerà Godin perché mi deve smentire. E arriva il pareggio, il gol. Ma nemmeno il tempo. Io mo sono tornato a casa. Già siete in vantaggio. No, ma a me mi fa piacere. Io tifo oggi. Perché la squadra italiana è arrivata fino in fondo con merito. Io oggi tifo. È incredibile. 5 minuti. Incredibile. Che cos'era un rigore? Che cos'era? Fatemi capire, amici bellini. Sono saltati tutti, Gabriel. Tutti gli acquisti. Mamma Carmen. Sarà dura quest'anno. Ma io vi dico una cosa in anteprima. Io non credo che tutti i giocatori saranno venduti, tutti quelli in lista di sbarco, non credo che saranno venduti tutti. C'ho questa sensazione. Ci guardiamo a Reguilon. Veramente, cioè, tenete presente un attimo la Juventus dell'anno scorso che voleva vendere Higuain, Dybala, Khedira, tutta una serie di esuberi che non se ne sono voluti andare o comunque non sono riusciti a chiudere la cosa. Potrebbe capitare anche a noi. E molte delle cose riguardano ancora la Juventus, perché la Juventus non vuole più Milik, vuole Dzeko. Però per prendersi Dzeko deve vendere Higuain. Se poi la Roma vende Dzeko, allora si compra Milik, il famoso valzer degli attaccanti. Tocca anche a loro. Muovetevi da Torino a fare queste cose là. Un calcio in culo a Higuain, ciao, state buono. Altrimenti non possiamo fare niente. Bastoni è cresciuto tantissimo quest'anno, mamma mia. Godin invece continua a non piacermi. È arrivato. Pulito, Se li sono fatti, puliti. Mi spiace, ma veramente spiace, ma veramente, perché stasera è così. Se l'è perso Godin. Allora tengo ragione che il peggiore dei tre è Godin. Il faraone! Ma per favore. C'è il palo di... Attenzione. Tutti a controllare. Coscia, se lo vedi da questa... Dopo la coscia prende involontariamente. Guagliù, io veramente sto tifando per l'Inter, ma non riesco a tifare per Conte. Mi dà un fastidio fisico questo allenatore. Vi ricordate nella reazione, il video sulle magliette, c'è la reazione del Bayern dove io faccio notare che Gnabry subisce fallo, cade, invece di chiamarsi il fallo continua a giocare il pallone. Invece qua ognuno di loro che gridano, che chiedono, che protestano. I top player veri sono quelli là, che sono talmente forti di se stessi che non me lo dai il fallo, non ti preoccupare, riprendo la palla e vado avanti e la vinco, come dico. Insalata di riso, anyone? Una roba fresca, estiva. Reguilon, non Reguilon. Penso si dica come Cagliacon, no? Reguilon, no Reguilon. Ragazzi, io non ho visto i primi 5 minuti, quindi non so com'è stato l'approccio delle due squadre, ma mi sembra che adesso il Siviglia si sia presa la partita in mano, non so. Cioè, l'Inter è costretto a fare falli, una continuazione, e così non va bene. Sono sempre in ritardo, questo sto notando. Banega sembra un po' il figlio di Maradona, Diego Junior. Gesù. Dai che l'Inter non si arrende. Adesso segnerà Godin perché mi deve smentire. E arriva il pareggio, il gol. Ragazzi, stavolta è Nostradamus, cioè proprio Nostradamus al momento stesso. Io a volte le prevedo certe cose, ma è l'esperienza di aver visto calcio. Ma qua è Nostradamus a tutti gli effetti, A tutti gli effetti. Dai, che è una bella finale, dai, mi fa piacere. Il faraone, ma smettetela però. Reguilon è forte, Guagliù. Sta facendo tutta la fascia di difesa e attacco. Dai, è giallo netto. Tu poi diventi l'espressione del tuo allenatore. Se queste proteste continue è perché l'allenatore ti ha caricato così. È brutto, non mi piace. Noi poi siamo l'eccesso opposto, che non protestiamo nemmeno quando abbiamo ragione. Però... schifo Andanovic. Miracolo. Un po' più Siviglia, credo. Però l'Inter è rimasta in partita. Sarà un bel secondo tempo. Lasciate il like e iscrivetevi al canale, per favore. Reguilon, mamma mia! Ma io sento gente cantare, ma che è? Fuori allo stadio, da casa, hanno messo il disco come al solito, che sta succedendo? Ma vedi, Bastoni è molto meglio, dico dire, ma che scherziamo. Bella, non ci ha creduto D'Ambrosio.
Ah, ma Reguilon c'ha una L, allora sì, Reguilon, non Reguilon, no con la doppia. Eccolo là, è partito il treno. Ah, stavolta l'ha preso il portiere, quello è il treno che non sbaglia mai di solito. Diciamo Milik. Non diciamo Milik stavolta. Beh, gliela tira proprio addosso, ragazzi, diciamolo. Un po' più Inter in questo secondo tempo, Si stanno cagando un po' tutti sotto, bisogna dire la verità, la pressione sta salendo. Crestu, calcio e punizione. Suso, Politano, uguali, proprio giocano uguali, si muovono uguali, solo mancino. Eccolo qua, Politano, la mette a terra, dietro. Guarda Navas, guarda, ne ha saltati 3. Ne ha saltati 3 con un movimento. Da De Jong come si chiama anche questo? Che ne vuoi fare 3? Lo spiovente di Banega, toccato Godin e arriva un gol. Però gli avete fatto fare la rovesciata. Non lo so, queste sono occasioni che sono difficili da giudicare. Pallone che spiove. Guarda che sta succedendo, proprio Covid a tutta forza. E qua si può parlare del fallo di Gagliardini, che forse se lo poteva. Qua gli dai tutto il tempo di fare. Vabbè. Brutto. Perché questa andava forse fuori. Brutta storia, brutta storia. Boh, sa da dicere che Lukaku si è mangiato gol là e quindi gol sbagliato, gol subito. In ritardo però. Young è un fantasma oggi, non si è visto una volta. Ha lasciato Young, non ha tolto D'Ambrosio, ma scelta discutibile, poi dovete decidere voi tifosi dell'Inter, io. Barella rischia tutto. Incredibile, incredibile, cioè voleva tirare con le ginocchia. Tu dovevi lasciare D'Ambrosio, senti a me, io poi ascoltate un cretino. D'Ambrosio sta caldo, stava segnando una continuazione, tu levi a D'Ambrosio. Grande cross di bastoni e qua che scivola, fai di ginocchio. È una legge gravissima del calcio. Proprio Lukaku che li aveva trascinati fondamentalmente alla finale, li sta condannando al momento, poi magari la risolve lui. Io non lo so, io non sono Nostradamus, non posso esserlo fino in fondo. Qualche intuizione. Reguilon è bravo, è bravo, lo voglio. Ma abbiamo perso Gabriel, pare che hanno fatto le visite mediche. Ma come si fa? Brutta roba, qua del Siviglia. Queste sono le cose che odio del calcio. Questa perdita di tempo, le proteste, la scorrettezza, ecco, la scorrettezza. Giocate a pallone, dimostrate di essere più forti. Mancano 10 minuti. Dai. Moses non mi è piaciuta come mossa. E adesso questo resta a terra per 5 anni. Vedi, non l'ha toccato. Non puoi rimanere a terra dolorante quando non ti tocca. Queste sono le cose che mi fanno andare in fretta. Simulatore. È buono. Reguilon è giocatore di calcio. Prendiamolo. Young. Questa è proprio l'immagine della partita di quello che vi avevo detto. I cambi sono stati... È finita. Vabbè, allora facciamo un attimo il commento. Allora ragazzi, con il senno del poi è facile ovviamente fare le cose. Oltretutto io non è che conosco l'Inter così bene, però mi sembra di poter dire che la scelta di puntare tutto sulla quantità, no? Un centrocampo dove hai Brozovic, Gagliardini e Barella, è tutto quantità, è tutto muscoli e poca inventiva, poca qualità. Dall'altra parte invece a centrocampo c'era gente, c'è Banega, poi c'è Ocampos, poi c'è Suso, poi c'è la punta centrale forte, e va bene. Però se tu a terzino hai Reguilon e hai soprattutto l'uomo della partita è lui, è Jesus Navas, 34 anni ma con una finta ne fa fuori 3 e su quel calcio di punizione arriva poi il 3-2 anche fortunoso. Ed è qui che è successo un pochino tutto, con un arbitraggio secondo me anche giusto, però dove si fischiava molto. La quantità dell'Inter ha avuto la peggio perché troppi, se questo fischiava tutti i falli, ne si avvantaggia quelli con più qualità che provano lo spunto, il dribbling, questo è stato. Ma ovviamente è facile parlare dopo perché l'Inter con questa squadra è arrivata fino in fondo ed era anche logico che Conte si affidasse a questi qua. Poi i cambi non sono d'accordo assolutamente. Potevi togliere Young e mettere Moses là, o mettevi Candreva, lasciavi D'Ambrosio che invece stava comunque in palla ed era pericoloso sotto, teneva impegnato Reguilon che io voglio nella nostra squadra ma non arriverà nessuno. Credetemi,
Il Napoli è capace che farà molti meno dei movimenti di mercato di cui si parla, 10-11 giocatori in uscita e poi in entrata. Secondo me tutto questo non avverrà. Pare abbiamo perso ufficialmente Gabriel, il che è una tragedia, perché se tu perdi Gabriel... Siente che burdello. Se tu perdi Gabriel e poi ti affidi a Socrates, non va bene. Papastatopoulos non va bene, perché se poi ti pigli il 32enne ti andavi a pigliare Thiago Silva. Ma questo è un discorso che affronteremo domani. State tuned, perché da New York Valero Fluido è tutto oggi, ma poi ci saranno altri video e c'è un'intervista importante che è programmato per lunedì e sono cose importanti. Segnalate sul canale, ditelo ai vostri amici, perché qua si cresce, si cresce.